Cona, è crollato l'ex cinema di Pegolotte. Martedì verso le 13:30 uno dei muri portanti dell'edificio ha ceduto a circa metà della sua altezza, trascinandosi dietro una parte del tetto e colpendo l'edificio adiacente. La struttura era fatiscente e necessitava di un intervento da diverso tempo. La strada regionale piovese è rimasta interrotta. 3 famiglie, 5 persone in tutto, sono state evacuate dalle loro case, mentre un paio di attività commerciali hanno dovuto momentaneamente chiudere i battenti. Martellago. Ai blocchi di partenza, l'ultima opera legata al casello, la bretella di collegamento fra il passante e Scorzè che servirà a bypassare l'abitato della frazione di Cappella. Si tratta di un'infrastruttura fortemente voluta dal territorio, la cui realizzazione è stata a suo tempo posticipata proprio per non rallentare i lavori del casello stesso. La soluzione individuata è stata una convenzione con cui si affida il completamento della progettazione, la realizzazione e la gestione dell'opera a Veneto Strade. Nella convenzione ANAS mette a disposizione il progetto preliminare dell'opera e i comuni interessati, Martellago e Scorzè, collaboreranno alla definizione ultima del tracciato, impegnandosi ad accelerare, per quanto di competenze nel rispetto della normativa, l'iter autorizzativo dell'opera. CAV coprirà tutte le spese, 5.600.000 euro. Venezia, il centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto ha diramato lo stato di attenzione per criticità idrogeologica su tutto il territorio regionale dalle 6 alla mezzanotte di giovedì 19 maggio. Le previsioni meteo prevedono infatti per domani tempo da instabile a perturbato con precipitazioni sparse a carattere di rovescio temporale. La fase più significativa è attesa tra le ore centrali e la serata. Saranno possibili fenomeni localmente intensi con forti rovesci e locali grandinate e quantitativi di precipitazioni localmente consistenti, specie sui settori centro-occidentali della regione. Marghera. L'allarme è stato lanciato da una guardia giurata in servizio al CERT di Via Calabria martedì mattina. Un tunisino di 33 anni, in cura al CERT di La Spezia per problemi di tossicodipendenza, ha dato in escandescenze per dei farmaci non concessi, a suo dire indispensabili per la cura della sua dipendenza. Si è denudato e ha minacciato di tagliarsi la gola con un coccio di bottiglia. Sul posto la polizia e il 118.